un processo durato ben 8 anni e finito ieri in primo grado con l'assoluzione di tutti gli imputati con la formula piena. E proprio di questo parliamo con uno di loro, con Enzo Pilò dell'Associazione Bambile. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Pilò, un calvario per trovare di fronte qualcosa che in fondo dicevate di sapere già, mai fatta nessuna truffa. Avete sempre lavorato certo. nel rispetto dell'umanità e delle regole. Assolutamente sì, tra l'altro voglio dire, quei centri che noi abbiamo lasciato già nel 2017 avevamo fatto rinuncia, avevamo comunicato la nostra rinuncia a gestire quel tipo di centri perché la regolamentazione imposta dall'allora ministro Minniti ci trasformava da operatori sociali a guardie e quindi noi già avevamo abbandonato quel tipo di accoglienza, ma eravamo sottoposti a controlli periodici da prefettura, questura, ASL, Genio Civile, per cui questa indagine della Guardia di Finanza, che io considero proditoria veramente, e che avrebbe dovuto concludersi con una semplice richiesta di chiarimento da parte del magistrato, e invece si è voluti andare avanti. Io sono contento che il giudice, che il collegio sia riuscito a capire la posizione di 14 persone di 3 enti, tra l'altro su questioni fra di loro assolutamente non collegate. C'è questa volontà di mettere in piedi una maxi inchiesta in un periodo in cui la propaganda di destra cercava di demonizzare l'accoglienza. Per fortuna, anzi non per fortuna, per giustizia, si è concluso in maniera positiva, ma rimane l'amarezza di aver passato 8 anni con una brutta spada di Damocle, immagino, sulla testa. Certo. Pilò, adesso ne approfitto per chiederle, adesso che i CAS non ci sono più, che insomma i decreti di sicurezza, l'accoglienza è cambiato decisamente un po' tutto. I CAS ci sono ancora, purtroppo, ed è molto peggiorato il servizio. Ecco, quello che volevo chiederle è esattamente così: a che punto stiamo adesso con l'accoglienza dei migranti? L'accoglienza dei migranti purtroppo sta subendo, ma non è l'accoglienza, è il diritto all'asilo che sta subendo un attacco fortissimo da parte del governo, attacchi che vanno avanti sempre più velocemente, e anche l'accoglienza ha subito moltissimi cambiamenti in peggio, tenendo conto che l'accoglienza dei CAS oggi garantisce profitti straordinari ai gestori, ma non garantisce alcun tipo di servizio di integrazione per le persone, e quando le persone finiscono il loro periodo di accoglienza e vengono messe fuori anche illegittimamente dal servizio di accoglienza, rimangono per strada, e ovviamente questo dà corso a tutta una serie di fatti che diventano spiacevoli, perché moltissime persone perdono anche l'orientamento e dovrebbero essere prese in carico da servizi sociali e psichiatrici, e invece finiscono in galera. Cioè tutte gli episodi di cronaca a cui spesso viene data diffusione sono conseguenza di uno sbagliato percorso di accoglienza. Grazie a Enzo Pilò e congratulazioni per il lieto fine di questa storia, che secondo me restituisce dignità anche all'intera comunità di Taranto, che in quel periodo si rimboccò le maniche per fare la propria parte nei confronti di un'umanità. Grazie davvero e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a voi. Noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando torniamo però vi continuiamo a parlare di giustizia, perché se questo processo è durato 8 anni, ora la situazione potrebbe anche peggiorare, perché in migliaia di donne e uomini, i cosiddetti ufficiali del processo, donne e uomini che coadiuvano, aiutano i magistrati nella pratica della giustizia, stanno per perdere il posto di lavoro. Lo Stato vuole rinnovare solo una parte di quelli che al momento sono in servizio. Ne parleremo con Massimiliano Lorenzo di CGIL. Adesso ci fermiamo e vi lasciamo con Benson Boone. Questo è Mr. Electric Blue.